Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Conegliano Veneto Globo. Qui con me ho il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, il signor Massimo Bellotto. Buongiorno signor Bellotto. Buongiorno a tutti. Abbiamo dato questo spazio a tutti e 5 i candidati sindaci. Bene. E come introduzione abbiamo fatto delle domandine semplici dove è facile rispondere. Tutti uguali. Ok. Comincio con la prima. Lei quanti anni ha? Io sono del 73, ma ho già fatto i 44 anni. Ah, siete tutti là più o meno. Sì. Lei risiede qui a Conegliano? Io abito a Conegliano, abito nel quartiere di Campolongo, da sempre praticamente, Da sempre. per cui nato e vissuto a Campolongo. E qual è la sua professione, signor Bellotto? Io mi occupo del commerciale, sono area manager in un'azienda che fa arredamenti per ufficio, per cui mi occupo di tutto quello che riguarda la vendita. La vendita, è un commerciale. Lei è sposato? Sono sposato, ho 3 figli. Però così giovane. Tutti in età scolare, da elementari, medie e superiori. Per Quindi cui conosce bene le problematiche della scuola. Direi di sì. E quali sono i suoi interessi, oltre alla politica e al lavoro, se le rimane un po' di tempo? Ma io vedo per quanto possibile, di ampliare gli interessi oltre a questo. Seguo molto quello che è la mia vita familiare. Abito a Campolongo, frequento la parrocchia di Campolongo e all'interno, con mia moglie Laura, già dopo poco che eravamo sposati, avevamo dato vita a un gruppo famiglie, per cui tutta quella parte di esperienza personale che c'è. Mi piace lo sport, io ho giocato a pallavolo, sarei anche allenatore di pallavolo, ma ammetto che il tempo logicamente in questo momento non c'è, per cui questa cosa è stata accantonata per momenti di più tranquillità. Immagino. E per finire l'ultima domanda, così. Qual è il suo segno zodiacale? Io sono dell'Ariete. Dell'Ariete. Ho fatto gli anni il 3 aprile. Ok, perché tanti ci tengono a sapere di che segno zodiacale è il candidato. Ariete è un segno testardo che vuole arrivare all'obiettivo. Non sono molto preparata in materia, le dirò. Così dicono. Però, lo dico. Vabbè, noi ci crediamo. Ascolti, io ho finito tutte le domandine di rito, adesso io mi taccio, lascio spazio a lei, presenti pure il suo programma. Prego. Grazie. Innanzitutto è importante per me dire che quello che è il nostro programma nasce dalla condivisione, che per noi è una parola importantissima, condivisione e coinvolgimento. Per creare il nostro programma, infatti, non ci siamo basati su idee nostre, idee nate da una cerca chiusa di persone, ma abbiamo fatto un sondaggio che era aperto a chiunque dei cittadini di Conegliano sul nostro sito, dove si poteva andare a inserire proposte, dare opinioni sui servizi che già ci sono nel comune, dei servizi che sono da migliorare. Per cui da quello abbiamo tratto e abbiamo preso una buona parte del programma. Altro modo di coinvolgere le persone è la nostra presenza, che è sempre stata costante in centro città, nei banchetti che noi abbiamo sempre predisposto, perché per noi è importante essere sempre vicini. Abbiamo avuto spesso contatto con le persone che venivano a vedere anche il Consiglio Comunale, infatti io e un altro mio collega Roberto Borsoi siamo già da 5 anni in Consiglio Comunale come consiglieri, per cui anche questo è stato uno strumento per poter recepire le necessità che ci sono in città. Questo per far nascere il programma. Poi noi abbiamo deciso di muoverci anche prima, perché spesso mi chiedono cosa farete dopo le elezioni, le prime cose. Noi abbiamo già fatto qualcosa prima. Noi abbiamo presentato settimana scorsa la squadra assessori al completo, perché riteniamo che la gente deve poter votare per noi, se decide di votare per noi, sapendo chi andrà a amministrare la città, perché non ci sono solo io che sono il candidato sindaco, c'è una squadra di assessori, c'è una squadra di consiglieri e vorremmo fare squadra con tutti i 35.000 abitanti di Conegliano, perché se facciamo squadra tutti insieme riusciamo a far sì che la città vada avanti. Per cui abbiamo presentato degli assessori, sono tutte persone che sono preparate nel loro campo, chi segue il commercio, marketing e cultura, chi seguirà lo sviluppo dei lavori pubblici e urbanistica,
però persone che hanno messo le loro competenze. Infatti la scelta è stata fatta anche in questo caso aprendola a tutta la città. Abbiamo proposto un bando assessori dove chiunque poteva inviarci un suo curriculum e proporsi per la tematica della sua professione. E siamo stati contenti di questo perché abbiamo visto che c'è stato un buon riscontro da parte dei cittadini di Conegliano. Sono stati diversi che si sono proposti e alla fine abbiamo fatto una scelta. Adesso io vi dico un po' di nomi, però alla fine troverete sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, anche i curriculum di queste persone. C'è l'architetto Carlo Dalvera, c'è la dottoressa Carlotta Tinarelli, ci sono la dottoressa Paola Iop, la dottoressa Joanne Piazza, c'è il signor Gioacchino Bortot, c'è il dottor Massimo Motta, tutte persone che sono specializzate nel loro campo. Perché noi riteniamo che chi andrà a fare l'assessore, che è comunque un compito importante, deve sapere cosa sta facendo il suo ufficio, gli uffici che lavorano in collaborazione con lui, e non deve essere là perché ha portato a una lista un tot numero di voti, ma deve essere là perché sa cosa sta facendo. Solo così possiamo collaborare bene con gli uffici. Gli uffici potranno avere una persona di riferimento importante. Per noi è importantissimo coinvolgere le persone. Sono convinto, ma veramente ciecamente convinto della qualità delle persone. Io sono fiducioso verso le persone e per cui sono sicuro che se daremo possibilità di partecipare, la gente parteciperà. Chi potrà metterci 5 minuti alla settimana, chi un'ora, chi 2 ore, chi 4 ore. E così porteremo avanti bene i progetti. Per cui il primo punto fondamentale, noi abbiamo gestito il nostro programma in 5 punti, le 5 stelle del movimento. Il primo punto importantissimo è la trasparenza, per cui vedremo di far sì che tutti gli atti del comune siano visibili, siano ben consultabili da parte di chiunque. Vedremo di collaborare con il personale dell'ufficio, vedremo di impostare un discorso di ricerca fondi per far sì di dare seguito al programma. Ricerca fondi europei, che in questi 5 anni purtroppo non sono mai stati ricercati ed è un campo che non è stato sviluppato. E in questo senso vedremo di collaborare, noi abbiamo già rappresentanti del Movimento 5 Stelle, rappresentanti dei cittadini quindi in Consiglio europeo, che già hanno dato la loro disponibilità ad aiutare la nostra come le altre amministrazioni dove il Movimento 5 Stelle o dove i cittadini vanno a chiamarli. Questo sarà importantissimo e andremo a creare squadra con i dipendenti comunali. Un punto importante che vorremmo sviluppare è il discorso cultura, turismo, commercio. Sono 3 elementi che vanno a intersecarsi tra di loro e sono molto importanti per la città. La cultura porta turismo, turismo porta la cultura e il commercio non può che beneficiare di questo connubio insieme. Per cui vedremo di creare per quanto possibile un fondo per la cultura, dove sì ci sia l'amministrazione, ma ci siano i privati, ci siano le aziende, perché le aziende possono solo guadagnare da uno sviluppo di turismo e cultura nella città, perché possono far conoscere il loro nome, se il nome della città è conosciuto. Perché l'azienda da sola punta solo su se stessa. Se invece facciamo un insieme con la città e l'amministrazione, sicuramente andiamo a creare qualcosa di più. Molto importante sarà lo sviluppo urbanistico che noi vogliamo dare alla città, perché vogliamo creare un progetto urbanistico di sviluppo. Non possiamo pensare, come è stato fatto finora, di dare l'ok per l'edificazione perché diciamo che sono i famosi atti dovuti, gli atti che qualcuno ha acquisito nel tempo e deve mantenere. No, prima bisogna progettare la città. Non possiamo pensare di costruire e poi avere una viabilità che riguarda non solo, come spesso viene affibbiato a noi, che pensiamo a pedoni e biciclette. Pedoni e biciclette sono importanti, anche le auto, i mezzi pubblici. Deve essere tutto un insieme, in modo tale che la città abbia un progetto per le strade di attraversamento, per le strade di quartiere, per le strade commerciali
e subito dopo si andrà a pensare dove serve un'eventuale edificazione nuova, piuttosto, punto su cui noi punteremo molto di più, al recupero. Noi abbiamo un'area Zanussi a Conegliano che tutti conoscono purtroppo, perché è un buco nero che è rimasto. Area che potrà essere sviluppata non per forza con dei costi folli e enormi, perché se andiamo sul concetto che ho appena presentato di recuperare l'esistente che c'è in area Zanussi e puntare nell'esistente al commercio, alla cultura, ai servizi terziari e il resto vincolarlo al verde, tutti quelli che sono i costi bonifica vanno a scendere in maniera drastica. Perché è quello che è successo anche sulle Fosse Tommasi. Le Fosse Tommasi non sono state bonificate, è stato creato un camping sopra, protettivo, messo in sicurezza, con terreno nuovo, e tutta quella che era la discarica è rimasta sotto. Lo stesso si può fare nell'area Zanussi. Il terreno, se non viene esportato perché si costruisce e si va a scavare, il terreno si può ricoprire e si ricopre con terreno buono. A quel punto io ho una zona da poter riutilizzare con dei costi che sono molto ridotti. Su questo poi andrà a incidere il fattore centro, perché là dovremo andare a inserire degli elementi di servizio anche al centro. La nostra idea di base è la pedonalizzazione del centro cittadino, come anche di qualche altra area che è sparsa per la città. Non ci concentriamo solo sul centro cittadino, ma per farlo dovremo puntare prima dei servizi, la creazione dei servizi. Per cui, per quello che riguarda il centro, si parla di posti auto, perché logicamente chi vuole andare a farsi una bella passeggiata per la nostra bella via 20 settembre, per il centro e star tranquillo in un'area pedonale, magari deve arrivarci anche in auto. Speriamo appunto che ci siano anche chi deve arrivare in auto se non in treno per il turismo. Per cui dobbiamo creare questo tipo di servizio. Questo forse potrebbe essere l'unico elemento che ci costringerebbe a scavare in area Zanussi. Ma, giusto un breve ricollegamento a prima, la terra che andiamo a scavare potremo usare per rimodellare l'area verde dall'altra parte e poi sempre creare il capping per andare a metterla in sicurezza. Per cui io vi ho già detto che il nostro fine per il centro città è la pedonalizzazione, ma non si può fare da oggi a domani. Questa è una cosa importante. Io ho avuto modo di confrontarmi spesso e volentieri anche con i commercianti, dalla via 20 settembre alle altre strade della città, che magari mi chiamavano dopo che in questi 5 anni usciva un articolo: il Movimento 5 Stelle vuole chiudere la città di Conegliano, e allora subito telefonata: ma no, siete pazzi, cosa volete fare? No, l'idea ultima e il fine è quello, ma per arrivarci ci si arriva insieme, per cui si arriva creando la viabilità che mi permette di pedonalizzare il centro e i servizi che mi permettono di pedonalizzare il centro, e pedonalizzando in base a quello di cui hanno bisogno i cittadini e i negozianti. Per cui non si parla solo di negozianti, non si parla solo di cittadini, ma si parla delle due cose insieme. Per cui anche in questo caso andremo a coinvolgere le persone, perché solo appunto coinvolgendole si potrà avere un punto di unione e la fine ultimo che si raggiunge insieme. Le strade sono tante, ma l'importante è sapere dove vogliamo arrivare. La strada la sceglieremo insieme. Il nostro programma, infatti, anche su tanti altri punti, è un programma che noi consideriamo aperto, perché gli elementi fissati ci sono: il non consumo del territorio, la compartecipazione dei cittadini, il far sì che mantenere la trasparenza in quello che facciamo. Ma il nostro è un programma che oltre a questo andrà a svilupparsi in base alle esigenze che troveremo. Noi tante cose dell'amministrazione non sappiamo. Sappiamo che ci sono dei conti in positivo a Conegliano, il conto dell'amministrazione è in positivo. Ci domandiamo magari perché è così tanto positivo, perché magari certi soldi accantonati che non si possono spendere per opere potrebbero essere ridotti riducendo la tassazione, per esempio, o aumentando i servizi, perché accantonare e non poter spendere è un controsenso, è il contrario dell'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica dovrebbe tendere allo zero come bilancio suo.
Quindi i punti sono tanti a Conegliano e tanti altri potranno venire fuori. La cosa che riteniamo fondamentale è che i cittadini partecipino. Noi non vogliamo la delega in bianco, assolutamente. Vogliamo far sì che la gente venga a partecipare con noi, perché solo così possiamo dare le soluzioni. Io abito in una zona della città, altri consiglieri in un'altra zona della città, magari anche consiglieri dell'opposizione che ci saranno, potranno essere, perché abitano in determinate zone, portare aiuto. Noi una cosa che imputiamo a questa amministrazione che sta per uscire è il fatto di non aver mai voluto coinvolgere realmente noi che eravamo là come forza di opposizione, ma anche la città. Perché portare avanti idee individualistiche per noi è sbagliato e quindi riteniamo che sia più corretto stare insieme fondamentalmente. Altre cose le possiamo vedere, chi vuole, sul nostro sito, ci sono i punti specifici del programma e ci sono anche i vari incontri che noi abbiamo fatto, che noi abbiamo iniziato a parlare del programma da aprile. Abbiamo fatto vari incontri, ne faremo un altro domani sera, ne faremo un altro il 24 maggio, ne faremo un altro il 29 maggio, ne abbiamo fatti tanti, per cui invito tutti a venire a trovarci, perché siamo comunque sempre in centro città e sempre disponibili ad accogliere le esigenze di tutti. È stato un piacere averla qua. Grazie. E assieme a lei salutiamo i nostri cittadini. Un saluto a tutti. Quindi saluto tutti, vi ricordo che potete ascoltare tutte queste interviste su Radio Conegliano FM 9060 oppure vedere su www.venetoglobe.com. Io la ringrazio ancora, saluto tutti voi, da Carmen Morandin, una buona giornata. Buona giornata a tutti.